Ciao amici dal Fabio di Scuola di Milanese Cabaret Milano 2000. Che vorrei leggere una notiziola, anzi una curiosità più che altre, che ho visto l'altro giorno sul giornale e come mi piace, l'uguaglianza di milanese, per noi, la disincina. Prima dell'adozione del meter come misura, in Francia l'unica lunghezza era la tesa, che era pari a 1,949 centimetri. Nel 1793 è stata fatta la misurazione del meridiano terrestre, che è il risultato di 20.522.960 tesi. La 40 milionesima parte di quella lunghezza è diventata la nuova unità di misura e l'hanno chiamata meter, dal greco metron, misura. Ciao gente, seguiteci sempre su Facebook, su YouTube e su anche Telegram, naturalmente poi mi manca Instagram. Ciao gente, alla prossima!